Contadino, l'uomo della terra che sapeva interpretare la natura del terreno e ridurlo a coltura, nel rispetto delle regole agronomiche e di un suo particolare gusto estetico. Il contadino non sapeva né leggere né scrivere, ma conosceva l'alfabeto della terra e componeva il suo poema con il lavoro e con una fatica non sempre remunerata. Nel PSR Veneto ci sono anche le storie, i sogni e i progetti degli imprenditori che hanno immaginato un modo nuovo di fare agricoltura. La competitività del sistema dello sviluppo rurale, infatti, passa anche attraverso il ricambio generazionale e la diversificazione delle attività agricole. Francesco Saltarin è un giovane imprenditore agricolo. Il suo amore per la terra arriva da lontano. Da quando bambino sognava di fare l'agricoltore. Con il PSR Veneto ha realizzato il suo progetto. I fondi PSR sono stati utilizzati esclusivamente per l'acquisto di macchine e attrezzi, perché siccome l'azienda è improntata sull'orticoltura, quindi è necessario avere mezzi per essere tempestivi e per cercare di fare pochi passaggi, pochi calpestamenti. Il PSR ti indirizza verso tecniche che vengono studiate perché la tua azienda sia effettivamente all'avanguardia. Anche Jenny Varotto è una giovane imprenditrice agricola. Da 6 generazioni la sua famiglia si occupa di allevamento e agricoltura. Grazie al sostegno dei fondi europei, la sua azienda, la Magiara, ha investito in nuove tecnologie. Tramite i fondi del PSR siamo riusciti ad aumentare la nostra azienda, abbiamo costruito un capannone di 600 metri quadri e abbiamo rinnovato tutta l'attrezzatura. È importante l'uso razionale dei prodotti fitosanitari, per quello abbiamo tutte delle strumentazioni che ci permettono di limitare l'utilizzo di questi e abbiamo anche un software che ci permette di gestire le entrate e le uscite dell'azienda. Ormai insomma la tecnologia è fondamentale in tutti gli ambiti, anche in quello agricolo. La Tenuta Santa Maria Valverde è un'azienda vitivinicola della Valpolicella che ha deciso di valorizzare le risorse del territorio puntando sul turismo rurale e sul cicloturismo. Con il sostegno del fondo FEASR e del PSR ha realizzato una e-bike station. Abbiamo voluto sviluppare questa idea di accoglienza in cantina attraverso la conoscenza non solo del mondo del vino, ma anche la conoscenza della storia tradizionale, della cultura territoriale rurale italiana. Dobbiamo prevenire la richiesta del mercato, che oggi è sicuramente un mercato basato sulla richiesta anche del lusso, perché comprare un prodotto DOC, DOP o DOCG per uno straniero rappresenta un oggetto di culto e quindi dobbiamo anche essere orgogliosi di rappresentare un prodotto desiderato da tutto il mondo. L'azienda agricola Officinalis ha dato vita all'innovativo progetto Italy Pet Chef, alimentazione per cani e gatti che sfrutta i principi attivi delle piante officinali. In passato l'azienda si è occupata di mangimi e integratori per cavalli da corsa. Quello che siamo oggi è frutto di una morte, la morte del mondo dei cavalli nel 2007. Quando eravamo all'apice siamo passati da 600 quintali di mangimi al giorno a 300 quintali al mese. Siamo rimasti in 3 ed abbiamo capito quello che potevamo fare. Utilizzare 20 anni di esperienza nell'alimentazione dei cavalli da corsa, utilizzare i principi attivi delle piante, sempre per gli animali, ma per i cani e gatti. Il PSR è una bella cosa, create un progetto innovativo, create cose che gli altri non fanno, create cose che danno una grande marginalità. Quale sarà il futuro dell'agricoltura in Veneto e in Europa? È un'agricoltura sempre più specializzata, l'agricoltore non più contadino ma l'agricoltore imprenditore che oltre a produrre deve sapere anche gestire a livello economico l'azienda. Distinguere e sviluppare il nostro reddito non solo attraverso il prodotto agricolo, prodotto trasformato, ma anche attraverso delle idee innovative, visionarie ma creative
tutte tipiche della nostra capacità. Io penso che la prima responsabilità di un imprenditore agricolo sia il territorio, l'ambiente. La seconda, che va già a mano con la prima, è la felicità del lavoro che facciamo. Dà spazio ai giovani agricoltori, quindi sì, effettivamente al ricambio generazionale dove si possono avere nuove idee, nuovi obiettivi. Poi per noi agricoltori secondo me la cosa importante sarebbe quella di riuscire ad arrivare noi direttamente al mercato, al consumatore, quindi prenderci la parte anche della lavorazione e commercializzazione. Questo sarebbe il futuro dell'agricoltura ottimale.